Cassonetti stracolmi e tonnellate di pattume per le strade dovrebbero avere le ore contate ad Agrigento. Il commissario straordinario Luciana Giammanco con ogni probabilità firmerà oggi l'ordinanza per prorogare il servizio di raccolta. Il 31 gennaio scorso è infatti scaduta la proroga che consente di effettuare il servizio in attesa del bando che consenta la gestione in-house così come chiesto dal Consiglio Comunale. Risultato: la città si trova ancora una volta in emergenza rifiuti. L'ordinanza avrebbe dovuto già essere pronta da tempo, dal momento che il commissario Giammanco il 30 settembre del 2014 ha firmato l'atto di proroga alle imprese con scadenza fissata proprio al 31 gennaio e intanto l'emergenza rifiuti tiene banco anche nella sede regionale dell'assessorato all'energia, dove si è tenuto un vertice chiesto dai sindaci dell'ANCI Sicilia, vertice al quale hanno preso parte tra gli altri rappresentanti delle confederazioni sindacali per discutere della situazione relativa al sistema integrato dei rifiuti e affrontare le difficoltà applicative relative all'attuazione della legge regionale. Unanime il pensiero di rappresentanti sindacali, CGIL, CISL e UIL e dei rappresentanti dell'ANCI, per i quali senza i piani d'ambito si rischia di riproporre il vecchio sistema di gestione incentrato sullo smaltimento in discarica. Sindacati e ANCI hanno dunque ribadito la necessità di andare avanti e allinearsi alle previsioni delle normative nazionali e comunitarie, con l'obiettivo di passare dal sistema di scarica a quello del riutilizzo dei materiali, con la trasformazione quindi del rifiuto in risorsa. Il presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, parla di un momento di svolta rispetto ad una prolungata impasse nell'attuazione della legge. Per Orlando ci sono dunque le condizioni per poter avviare un percorso di collaborazione istituzionale che consenta di puntare all'efficienza per poter salvaguardare i livelli occupazionali senza dover incidere sui cittadini attraverso le imposte locali.